Ragazzi, questa è un ananas, ma l'estate ancora non è finita. Per la mia granita di ananas e lime, acqua calda, succo di ananas già cotto e filtrato, zucchero, succo di lime, rum scuro, zucchero da caramellare, acqua, vaniglia, gelatina alimentare, colla di pesce in polvere, albume pastorizzato. Partiamo dall'acqua, la portiamo a scaldare con tutto lo zucchero sul fuoco. Portiamo a fumare acqua e zucchero, non c'è bisogno di farlo bollire. Aggiungiamo il succo di ananas, che poi è una polpa da frutto fresco, e poi il succo di lime. Adesso mettiamo a granitare come una bella placca, congelatore a -20 e poi se ne parla. Ovviamente la frutta può avere un grado zuccherino differente. Noi per avere delle certezze ci manteniamo intorno ai 18 Brix. Pronta? Ma la dobbiamo granizzare. L'abbiamo fatto in una maniera molto semplice che mi ha insegnato un vecchio pasticcere, Planetaria. Il modo più semplice per fare una granita, e se la vogliamo montare e farla diventare un po' più spumosa, basta far correre un po' di più. Granita pronta. Conserviamola per quando ci servirà. Partiamo con lo zucchero. Mettiamo zucchero, quindi aggiungiamo una parte di acqua, via sul fuoco, portiamo a bollore, lo porteremo a circa 170 gradi, però mi raccomando, tiratelo dalla fiamma almeno 10 gradi prima e lentamente arriverà al colore ambrato. Aggiungiamo l'acqua calda. Alla fine avremo 80 grammi di caramello, sempre acqua calda, 300 grammi, e aggiungiamo la vaniglia vera, aggiungiamo la gelatina nella massa, facciamo fondere bene, temperatura più bassa, aggiungiamo il rum, completiamo aggiungendo l'albume, carichiamo un sifone, noi lo serviamo come un predessert, quindi la quantità di zucchero deve essere pur sempre limitata, e lasciamo riposare in frigorifero per almeno 3-4 ore, fino a quando la massa non scenderà sotto i 4 gradi. Bello, riempiamo bene di granita. Adesso mettiamo la spuma, una bella grattata di lime fresco, anziché mettere l'ombrellino ci mettiamo qualche petalo di viola del pensiero. Fate i bravi!